Eccoci qua mister, 3-0 che forse ci punisse troppo, comunque onore all'avversario. Portogruaro penso che ha dato il massimo, ha fatto il suo, con un po' di fortuna magari anche una segnatura nel primo tempo si poteva farla, però il campo insomma un 3-0 non si può discutere. No, penso che la partita l'abbiamo vista tutti, hanno dei giocatori sicuramente nel reparto offensivo di un'altra categoria rispetto alla promozione, abbiamo tenuto abbastanza bene il campo, però dopo i valori sono elevati. Peccato per quell'episodio sul fallo di Dodorico, che secondo il mio punto di vista l'allenatore della squadra avversaria poteva risparmiarci dopo che l'arbitro ha fischiato fallo e più ha ammonito il giocatore. Non vedo perché l'allenatore della squadra avversaria vada a inveire sui giocatori della squadra avversaria che tra l'altro erano di gran lunga superiori, poteva anche un po' risparmiarsi, non metti in meno. Sì, da dire in difesa del capitano Dodorico che è anche tra uno dei più corretti giocatori che ha il Portogruaro, perciò magari un fallo ci può anche stare. Certo è brutto vedere poi, perché insomma siete stati espulsi tutti e due gli allenatori, però voltiamo pagina e pensiamo alla prossima. Sì, ma ci stanno falli di gioco, non vedo perché hanno fatto falli anche loro, non abbiamo mai protestato. È il primo fallo, che è un paio di falli che hanno ricevuto, non riesco a capire perché vanno a inveire in quella maniera lì, e dopo lì è nervosito un po' tutto l'ambiente che poteva stare tranquillo anche perché vincevano 3-0, non riesco a capire perché tutta questa veemenza nei confronti di me giocatore. Sì, allora lei ha dato onore insomma all'avversario che si è dimostrato più forte, però pensando a noi adesso dobbiamo pensare alla prossima con l'Upitergina che oggi ha perso, perciò anche lì un'altra battaglia. Sì, mettiamo nel cassetto questa sconfitta, guardiamo avanti, cerchiamo di rimboccarci le maniche, cercare di far punti in modo di cercare di uscire un po' dal reparto dei bassi fondi della classifica. Bene, grazie mister.